Buongiorno, ben ritrovati a Meridiana. Dunque oggi parliamo di un argomento di stretta attualità perché proprio in questi giorni anche il Friuli Venezia Giulia è stato colpito da un'ondata di maltempo, ci sono stati grossi danni soprattutto nel Pordenonese. Tra poco cercheremo anche di metterci in contatto con qualcuno delle amministrazioni proprio della zona colpita. Quando succedono purtroppo queste calamità si parla molto, si poteva evitare, che cosa si può fare. Noi oggi insomma cercheremo di rispondere anche alle vostre domande, se le avete potete come sempre chiamare in diretta. Vorrei proprio sentire qualcuno delle zone più colpite, che ha avuto più disagi, insomma raccontateci la vostra esperienza. Ne parliamo con Roberto Pizzutti, il presidente del WWF regionale, anche perché proprio ieri voi avete fatto un comunicato, poi ne parliamo, sulla prevenzione per quanto riguarda il maltempo. E a proposito di previsione, abbiamo con noi uno dei meteorologi dell'Osmer ARPA del Friuli Venezia Giulia, il dottor Marcellino Salvador. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere intervenuti. Vi avviso già che avremo anche al telefono nella seconda parte della trasmissione un geologo che ci spiegherà proprio più nel dettaglio, il dottor Tosoni, com'è la situazione dei nostri fiumi in regione, un po' la situazione idrica. Ma partiamo insomma direi anche introducendo l'argomento, facendovi vedere un servizio che ha realizzato proprio la nostra redazione di Pordenone nella giornata di mercoledì, quando proprio la zona della destra tagliamento è stata colpita dalle piogge. Emergenza maltempo nel Pordenonese. Per 2 giorni la pioggia non ha concesso tregua. Particolarmente critica la situazione delle ultime 24 ore. Dalla mezzanotte di ieri a Piancavallo sono caduti 200 mm di acqua, tanto che a Barcis è stata chiusa al traffico la strada regionale 251 della Valcellina per lo straripamento del torrente Varma. Disagi e paura, soprattutto a San Giorgio della Rinchinvelda, dove i vigili del fuoco del comando di Pordenone, col supporto di un elicottero decollato da Mestre, hanno tratto in salvo appena in tempo un camionista che voleva passare il guado del fiume Cellina tra Rauscedo e Vivaro. Ecco il mezzo pesante sprofondato nell'alveo del corso d'acqua, da cui l'autista è stato estratto con un principio di ipotermia, al punto che ora si trova ricoverato all'ospedale di Spilimbergo. Un gesto di imprudenza che avrebbe potuto costargli caro, date le forti correnti che avevano determinato la chiusura del passaggio, come si può notare su questi cartelli evidentemente ignorati dal conducente. Ma gli allagamenti hanno interessato anche numerosi altri centri del territorio, tanto che almeno una cinquantina sono stati gli interventi dei pompieri e della protezione civile a causa dell'acqua che ha invaso strade e abitazioni. Da Aviano a Porcia, da Valle Noncello a Fanna, da Budoia a Polcenigo e ancora da Andreis ad Azzano Decimo, da Caneva a Sacile, da Cordenon Sapasiano, da Spilimbergo a Maniago. Eccoci proprio nella città delle coltellerie, qui siamo in vicolo Frisanco. È tanta, avevamo 40 centimetri, è più di un'ora che i vigili del fuoco cercano di buttarla fuori. Adesso abbiamo quasi ultimato l'intervento e poi provvederemo eventualmente a spostarci su altri interventi. Nella scuola dell'infanzia di Fratta l'acqua del torrente Colvera ha raggiunto il locale caldaie dove i volontari hanno dovuto lavorare a lungo. Fino a che non cala un po' il livello del Colvera e qua sarà sempre acqua. Quanti interventi avete fatto? Noi abbiamo fatto 6 interventi, abbiamo fatto qua, poi la via Dante, il vicolo Settembrini. Ed eccoci infatti qui. 50 centimetri circa di acqua e adesso stiamo pulendo tutto quanto. E questo era il servizio della collega Angela Pederiva. Pizzutti, vedere queste immagini insomma è sempre tragico, no? Perché al di là poi appunto ci sono stati morti come in Liguria, però un camionista che è stato salvato all'ultimo, poi tutte queste case rovinate, creando disagio alle persone, tutto quanto, sono problemi veramente grossi. Certamente, sui quali bisogna fare una forte azione di prevenzione. Nel caso del camionista che è passato col segnale di divieto, quello lascia senza dubbi insomma, su cosa fare. Per quanto riguarda le abitazioni, la situazione deve essere divisa in due frazioni. Quella che prevede che le case siano situate sul posto da tanti anni e quindi abbiano già avuto modo di capire la situazione nei secoli forse per tante case, e un'altra parte che invece riguarda le case nuove che sono state spessissimo costruite in zone inadatte. Questo continua purtroppo a succedere ancora oggi, sebbene le norme siano più severe, in alcuni casi succede ancora oggi, e quindi bisogna operare di conseguenza su ognuna delle due situazioni. Quella delle case preesistenti è difficile andare ad agire sulla prevenzione, si può fare degli interventi
che capiscano quali sono le cause di questo incremento di pericolosità rispetto al passato. Per le case nuove è da vedere se dove sono localizzate è normale che possano stare anche per il futuro, quindi o si prevede che vengano eliminate se il pericolo è grosso o che si arrangino autonomamente a pagare un'assicurazione per la prevenzione del danno economico quantomeno. Certamente poi dal punto di vista della sicurezza avere delle case in zone che possono allagarsi facilmente e che richiederebbero ingenti interventi sul territorio, quindi a spese pubbliche, ecco, su quelle non avrei tanta leggerezza per decidere cosa fare. Quindi deve essere fatto a monte uno studio per capire qual è la situazione e di conseguenza intervenire cercando nella finalità principale di rinaturalizzare i corsi d'acqua in modo di lasciare lo spazio che era loro fino agli ultimi decenni. Se noi siamo andati ad occuparglielo è chiaro che se non in una piena nella successiva se lo va a riprendere. Succedere. Poi parliamo in dettaglio di questo comunicato. Marcellino, dal punto di vista meteo, che cosa è successo mercoledì? Certo, allora dall'Atlantico, come al solito e come succede quasi sempre d'autunno, ma anche nelle altre stagioni, ma d'autunno gli elementi sono un po' amplificati perché ricordiamoci che in autunno abbiamo tutto il Mediterraneo caldo, anche poi dopo un periodo di lungo caldo che abbiamo avuto da agosto e settembre, e quindi scaldare l'acqua non è poca perché tutto il Mediterraneo vuol dire fornire energia, poter fornire energia, vapore acqueo che è l'elemento essenziale per la formazione delle piogge quando esso condensa. Quindi dopo un periodo molto caldo, da agosto, settembre, ancora i primi di ottobre a 30 gradi avevamo con valori eccezionalmente caldi, i primi fronti che arrivano in autunno sono potenzialmente pericolosi. C'è sempre stata nella storia del Friuli Venezia Giulia questa caratteristica delle piogge forti perché noi siamo collocati dal punto di vista geografico in un vertice diciamo, tra le Alpi principali diciamo, che fanno dalla Liguria fino ai Tauri e poi un gruppo secondario che sono le Alpi Giulie che vanno a formare un po' un cono di bottiglia o comunque un imbuto su cui si concentra la pioggia che accade spesso nella zona tra le Prealpi Carniche e le Prealpi Giulie che sono anche i posti praticamente più piovosi in Europa. In questo, diciamo, data questa situazione per cui per noi è normale avere dei flussi di scirocco che portino piogge intense, quindi questo non è un elemento strano ma di normalità, si è inserita anche questa perturbazione che è stata sì forte ma non eccezionalmente forte. Diciamo anche le cose insomma, come la statistica dei dati che raccogliamo ci dice. Quindi questo fronte atlantico ha attivato, come sempre succede, prima del suo arrivo sulla regione, correnti di scirocco che sono di solito calde e umide perché raccolgono l'acqua del Mediterraneo e dell'Adriatico e dopo le scaricano verso le Prealpi, soprattutto dove c'è il grande sollevamento di queste masse di vapore che condensa in acqua formando le nuvole e poi ovviamente precipitando come piogge. Questa situazione si è ripetuta classicamente anche questa volta. Abbiamo avuto in 2 giorni massimi di pioggia nelle Prealpi di quasi 400 mm sulle Prealpi Carniche, in alcuni punti particolari come Piancavallo e come sui laghi di Tramonti, in altre zone della zona è piovuto anche meno, quindi non è che questi sono stati solo i picchi, quindi non i vertici assoluti di 2 giorni. Piogge del genere si sono verificate anche negli anni scorsi, diciamo ogni 2 o 3 anni questo succede. Basta dire che l'anno scorso il 1° novembre andò addirittura peggio, se vi ricordate l'alluvione del 1° novembre che mise in ginocchio il Veneto e che da noi fece sì danni ma non paragonabili a quelli del Veneto. Ricordiamo poi l'alluvione del 2002 che invece fece molti danni nel Pordenonese, che fu peggiore di questa. Sì, infatti, sempre in quella zona però, no? Certo, perché la caratteristica delle sciroccate è di portare piogge forti sulle Prealpi Carniche, da dove poi defluiscono i fiumi Cellina e Meduna che vanno a loro volta nel Livenza e poi sfociano in mare. Quindi il sistema è quello. E quindi quando si hanno le sciroccate che quindi convogliano l'aria da sud-est verso le zone delle Prealpi Carniche e anche la Carnia a volte, con conseguenze anche per il tagliamento, si hanno in queste zone piogge molto forti, alluvione 65, 66,
l'episodio molto forte del 2000, nel 96, quindi sono date ripetute che collocano questo episodio sì come forte ma non eccezionale, ne abbiamo avuto ben di peggio. Quindi possiamo classificarlo come un episodio medio? Sì, diciamo che ogni 2 o 3 anni mediamente nella storia della nostra regione un episodio del genere per quella zona è prevedibile che ci sia. Dal punto di vista della concentrazione delle piogge invece per quanto riguarda le 10-12 ore c'è stato un frangente nella notte in cui è piovuto parecchio sulle prealpi carniche, parecchio, in maniera molto forte, lì possiamo dilatarlo a un valore di circa 10 anni come tempi di ritorno di una pioggia così concentrata e quindi già un po' più significativo, ma comunque non eccezionale, rilevante ma non eccezionale. Rilevante ma non eccezionale. Però lo stesso i danni ci sono stati, quindi questo anche che preoccupa molto la popolazione. È da capire proprio questo, come mai su una cosa che prima era normale, perché capita ogni 2 o 3 anni, adesso c'è questo incremento. La cosa più sicura è che c'è stata una fortissima urbanizzazione negli ultimi anni, sia di edifici che di capannoni, edifici di residenza che capannoni industriali commerciali e la conseguenza rete viaria, quindi la quantità di acqua che finisce velocemente perché scorre velocemente sulle superfici impermeabilizzate, ecco quest'acqua corre invece di infiltrarsi nel terreno e arrivare pian piano al corso d'acqua va a finire direttamente nel corso d'acqua, quindi abbiamo una grossa responsabilità, cioè c'è un minimo di incremento forse di piovosità, di concentrazione, ma questo potremo magari vedere. Quello che è certo è questa urbanizzazione che comporta il veloce flusso delle acque piovane verso i corsi d'acqua e di questo bisogna tener conto per cercare prevalentemente di tornare indietro, quindi grossi capannoni, grossi centri commerciali dovrebbero avere almeno delle vasche dove contenere la prima acqua di pioggia per non buttarla in modo che non corra diciamo tutta così, velocemente nelle fogne che poi finiscono nei corsi d'acqua e li riempiono. Se posso aggiungere, ribadisco, effettivamente nella concentrazione di 10-12 ore, quelle della notte, lì l'evento è stato un po' più della norma e quindi, come vi ho già detto, qualcosa che succede ogni una decina d'anni e quindi più rilevante. È una quantità d'acqua importante perché parlare di 200-300 mm in una notte è una quantità d'acqua notevole, quindi gestirla non è facile. Non è che sia una zona molto urbanizzata, a dire la verità, le prealpi carniche rispetto diciamo, alle zone di città. Forse qualche problema effettivamente è stato più sulla pedemontana, legato alla zona prima delle prealpi carniche, dove anche lì le piogge sono state rilevanti tra i 100 e i 200 mm. Mi riferisco alla fascia di pianura a immediato diciamo, contatto con la montagna, la fascia collinare, che comunque è fascia collinare decisamente stretta nel Pordenonese e praticamente inesistente. È vero. Allora, noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco, vogliamo le vostre testimonianze. Allora, rieccoci insieme. Pizzutti, questo comunicato che voi avete fatto, invece di puntare sulla prevenzione, la Regione riduce le aree di tutela dei fiumi. Sì, qua c'è da fare una presentazione, ecco. c'è una imprecisione. Non l'ha ancora materialmente fatto, ma è andato mandato per farlo, ma la sostanza non cambia tanto. E quindi, visto che c'è una legge nazionale che prevede una fascia di tutela paesaggistica per 150 metri dalle sponde dei corsi d'acqua, ecco, la Regione sta verificando quali corsi d'acqua non abbiano più una grande valenza naturalistica e paesaggistica e quindi ha dato mandato a una commissione di togliere i corsi d'acqua poveri e lasciare una fascia di rispetto di solo 20 metri, quindi lasciando ben 130 metri senza protezione paesaggistica. Questa protezione paesaggistica deriva da una legge statale e quindi non può eliminarla come può fare invece per altri aspetti più idraulici. Quindi è una cosa che noi contestiamo perché il paesaggio non vuol dire sicuramente di conseguenza sicurezza idraulica, ma vanno molto spesso assieme, quindi poter continuare a costruire perché non c'è tutela paesaggistica vicino a dei corsi d'acqua ormai degradati è comunque un problema e quindi bisogna riuscire a fare in modo che tutti i corsi d'acqua vengano messi nelle condizioni migliori, che diventino corsi d'acqua in buono stato di salute, sia per quanto riguarda le sponde che per quanto riguarda una fascia ad essa limitrofa. Quindi in tante zone è chiaro, anzi è proprio una contestazione che facciamo anche noi, che si è danneggiato il paesaggio, che si è andato a costruire vicino, ma non per questo bisogna lasciare per il futuro mano libera e quindi eliminare queste tutele. Il nostro regista Giancarlo Virgilio mi pare che abbia trovato
delle slide. Ecco, delle slide per quanto riguarda la possibilità di individuare come i corsi d'acqua sono stati manomessi, diciamo così, nel tempo. Questa è la zona alla confluenza, per esempio, del Torre Natisone, sopra c'è la confluenza. Lì possiamo vedere una fascia bianca che è dove corre normalmente l'acqua, nel giro di 2-3 anni occupa questa superficie, però a fianco, specialmente nella parte alta, vediamo delle aree verde scuro, che erano tutte aree che erano zona di ghiaia libera fino ad alcuni decenni fa. E invece adesso sono campi? No, adesso si è costituita una formazione di boscaglia, così, ma quello che sta a indicare è che il corso d'acqua, per effetto di estrazioni di inerti direttamente nell'alveo o per effetto di cattura della ghiaia a monte dalle dighe, ecco, i letti si sono incassati e quindi l'acqua non ha più modo di occupare tutta la vasta superficie come faceva nei secoli scorsi, ma si incunea proprio, si concentra come in uno scivolo e va giù in picchiata, diciamo, va giù senza slalom come farebbe uno sciatore, e quindi comporta anche questo un rischio. Sempre in quella foto si può vedere la parte a monte delle abitazioni, degli edifici, quei rettangoli sono edifici industriali, così. Ecco, la parte grigia è il letto dell'alveo, anche quella, ma è stata bonificata e quindi tolta dalla competenza fluviale e diventata agricola. E andando un po' sotto si potrebbe vedere anche che i capannoni sono stati costruiti in un'area molto prossima alla zona di espansione, per cui siamo andati noi a cercare. Questo è Rio Maggiore, un esempio per indicare cosa si è fatto negli ultimi anni nella zona di Povoletto, qua a nord-est di Udine, un bellissimo corso d'acqua naturale su cui si è intervenuti con interventi molto drastici e molto costosi. Il problema era la presenza a fianco a questo corso d'acqua di una roggia, quindi c'era una commistione roggia artificiale e roggia naturale, e il tutto doveva passare attraverso condotte piccolissime che si vedranno probabilmente nelle prossime foto. Quindi c'è un errore di progettazione che ha comportato una fuoriuscita dell'acqua con danni perché non riesce ambientali. A passare nei tubi più piccoli. Nei tubi, ecco, come in questo caso, sì, che, dobbiamo proprio immaginare che l'acqua abbia gli spazi. Qualche volta si tratta di ponti, e questo ponte nelle giornate proprio di rischio, in cui sui giornali si diceva bisogna intervenire per ricalibrare questo corso d'acqua, ecco, il ponte era intasato da materiale che nessuno andava a togliere, sono andato io con amici a togliere perché era assurdo lasciare lì. Dopo nelle altre foto abbiamo visto scorrere, ecco, l'acqua doveva infilarsi in un'apertura di poco più di mezzo metro quadro, certamente un minimo di piena in più andava a intasare, ma lì non doveva esserci una strada e quindi il paese in passato non aveva le conseguenze dell'alluvione perché l'acqua rimaneva nella condotta e non usciva perché è ostruito il passaggio. Cioè, quello che voglio dire è che tantissime volte sono interventi umani che causano problemi ai corsi d'acqua e questi poi portano le loro acque, diciamo proprio così, creando i problemi e si va a risolvere spendendo milioni e milioni di euro quando invece il problema è molto localizzato. Questa è la cosa da tenere ben presente. Marcellino, abbiamo visto insomma che tante volte è la natura che crea un problema perché magari appunto con degli eventi che vanno fuori misura, tante volte invece magari è proprio l'opera dell'uomo. Figuriamo sempre un po' come se voi aveste la palla di cristallo per prevedere che non è così, perché non è che si può, no? Prevedere a lungo termine eventi di questo tipo. Diciamo, quando voi date un'allerta potete, non so, con che range di tempistica, perché siete poi voi, ricordiamo che allertate anche le protezioni civili regionali, mettete insomma tutti sull'attenti. Sì, allora diciamo che noi, come in questo caso, il lunedì, il 24, intorno al primo pomeriggio, avevamo dato questa comunicazione, come facciamo di solito ormai da una decina d'anni alla protezione civile regionale, e per le piogge del 25 e che poi sarebbero state ulteriormente più forti durante il 26, con quantitativi di pioggia previsti sulle prealpi oltre 200 mm. L'episodio si sarebbe concluso, secondo le previsioni, nella serata del 26. Grosso modo così è stato, quindi l'avviso era tempestivo. Dopodiché non è che noi diramiamo l'allerta, noi diamo queste comunicazioni, è compito della Protezione Civile regionale diramare le allerte perché è per loro diritto fare questo. Quindi.
Per quanto riguarda il passato abbiamo avuto ormai, insomma, la storia nostra di 15 anni e più che facciamo queste cose. Stiamo vedendo sì che insomma, questi episodi si ripetono, in autunno ne abbiamo di solito 1 o 2 ogni autunno, a volte più forte, a volte un po' meno forte. Ricordiamo l'alluvione del 2002, come dicevo prima, che è stata più importante, sì, decisamente più dannosa. Anche quella di l'anno scorso, che alla fine ha procurato grossissimi problemi, ma non dico per fortuna perché non è giusto, ma il Veneto è andata molto peggio che non a noi, no? Nell'anno 2000 c'è stata una perturbazione il 6 novembre che fu di brevissima durata, 10-12 ore, ma fu devastante, con 300 mm in 10 ore su tutte le prealpi, 110 all'ora di scirocco sulla costa, quindi qualcosa di molto importante. Sono eventi, situazioni che il nostro territorio ha sempre avuto. Sì, ha sempre avuto. Potrebbe essere che il riscaldamento dei mari, come sta succedendo, e questo è un dato ormai certo, perché ricordiamo, le estati in Friuli Venezia Giulia hanno guadagnato negli ultimi 100 anni un buon grado e mezzo di temperatura. La temperatura ormai estiva è più alta di 1,5 gradi rispetto al passato, e questo vale in genere anche per il Mediterraneo, e quindi il mare è più caldo o conserva maggiore energia più a lungo, fino addirittura a dicembre molte volte, e per cui l'energia in gioco per creare poi il materiale per le piogge lo abbiamo fino, come è successo anche negli ultimi anni, fino a Natale praticamente, cosa che una volta era ben difficile. Di solito con dicembre si chiudeva la questione allagamenti, alluvioni, perché ormai faceva troppo freddo. Invece adesso i mari continuano ad essere molto caldi, anche quest'anno abbiamo battuto il record storico di temperatura del mare, ad esempio ad agosto e anche a settembre. Siamo arrivati ai primi di settembre con oltre 26 gradi di temperatura, quando la norma era di arrivare ad agosto con 24,5 gradi ad agosto, non a settembre. E quindi questa è energia che poi pericolosa, si può scaricare, dovuta al fatto che le estati ormai nel Mediterraneo sono più calde di quanto non fossero 50 o 100 anni fa, e questo ovviamente aumenta dal punto di vista percentuale la probabilità di avere diciamo piogge più forti, che hanno così tempi di ritorno un po' più stretti di quelli che avevano una volta, ma non che una volta non ce ne fossero. Ricordiamo 65 e 66, 2 alluvioni disastrose che ci sono state lo stesso, quindi non è che una volta ce ne fossero. Forse c'è una leggera aumento, frequenza comunque degli episodi. Pronto? Pronto? Sì, pronto, chi è? Buongiorno, sono Walter di Buia. Prego Walter, dica. Allora, a me mi hanno regalato un libro, un prete di Pontebba, che del 1300 fino a poco tempo fa, tutto tra Vensone fino a Treviso lì, è successo sempre delle catastrofi come acqua, portato via ponti, frane. Lì è la natura, perché lì è un posto dove che piove molto, no? È la zona che piove in altipiani e poi scarica su tutto. Mentre nelle cose in città, nei comuni, nei paesi, lì è colpa dell'uomo. Se i scantinati si riempiono di acqua, perché invece di mettere una misura di tubo dovrebbe mettere 4 volte la misura. Quello che diceva Pizzuto è tutto colpa dell'uomo, perché gli scantinati si riempiono subito perché hanno fatto dei lavori mal fatti. Mandi. Arrivederci. Signor Di Buia, Chiaro. Ha riassunto tutto. È vero, no? Beh, ricordiamo tempi recenti che tutti ricorderemo, l'alluvione del 2003, Valcanale, Canal del Ferro. Io c'ero in mezzo, me la ricordo benissimo. E prima ancora nel 96, che sembrava un evento già di per sé storico ed eccezionale, quello del 96, se vi ricordate era giugno del 96, il 22 giugno, in cui ci fu veramente una devastazione nella Canal del Ferro. Dopo si è ripetuto anche peggio a distanza di pochi anni nel 2003, e sono cose successe dal punto di vista meteorologico l'altro ieri, perché l'altro ieri sono successe anche in passato, è vero, però i danni che si sono visti segnalano poi piogge che sono state veramente forti, fino a 400-500 mm in un giorno. Che sono tantissimi. Io guardi, ho un ricordo di quell'alluvione, ero a Pontebba, che è veramente... 300 mm in 4 ore nel 2003 a Pontebba, 300 mm in 4 ore. Un paese isolato, poi si resta senza corrente, senza linee telefoniche, al buio, di sera. Quelli sono livelli tipo l'alluvione della Liguria dello stesso giorno. Esatto. Allora, noi andiamo in pubblicità, poi torniamo e sentiamo il geologo, il dottor Tosoni.
Allora, rieccoci insieme. Come dobbiamo aspettare anche in primavera questi eventi oppure è solo una cosa col primo autunno di solito? Cioè, di norma... Diciamo, fino a dicembre, no? Una volta arrivava il freddo e in teoria le alluvioni ce le dimenticavamo. Certo. Poi dopo? Per andare delle stagioni? Allora, in meteorologia si dice che la regola è che non c'è regola, però diciamo le cose di base che di solito e comunque sono patrimonio di tutti, conoscenza di tutti. Di norma le situazioni peggiori si vivono tra settembre e novembre e lì c'è la massima probabilità legata appunto al fatto che abbiamo il mare caldo, sia l'Adriatico che l'intero Mediterraneo. Non ci metta ansia che novembre deve ancora cominciare. No, non metto ansia io. È la norma, è la norma. È la norma questa che c'è sempre stata nella nostra storia e per cui se uno va a vedere poi la frequenza, la probabilità che le piogge alluvionali ci siano in regione, trova che poi lì c'è il massimo e quindi da settembre a novembre. Questo periodo forse si sta un po' dilatando adesso, prendendo dentro anche dicembre, in virtù del fatto che arriviamo ancora spesso con l'Adriatico e il Mediterraneo molto caldo fino quasi a Natale, cosa che una volta ormai difficilmente c'era, era raro che questo accadesse. Per quanto riguarda la primavera, è chiaro, la possibilità che succeda queste cose è molto più bassa perché il mare Mediterraneo arriva dall'inverno e quindi è decisamente più freddo e può fornire molta meno energia in termini di vapore acqueo, che sarà quello che diventerà pioggia, e quindi è molto meno probabile. È vero che anche quest'anno abbiamo avuto il 17 marzo, era il giorno della festa dell'Unità d'Italia di 150 anni, abbiamo avuto piogge molto forti con oltre 100 mm di pioggia e anche l'anno scorso è successo mi pare in aprile o in maggio. Quindi il fatto del riscaldamento comunque globale è in atto, c'è in atto questo riscaldamento che si vede dell'atmosfera e il mare non raggiunge magari quelle temperature così basse come raggiungeva una volta l'intero Mediterraneo, mi riferisco. E quando raggiunge temperature basse lo fa magari per pochissimo tempo, soprattutto l'Adriatico. Allora mi faccia dire la frase che sogno di dire da sempre, non ci sono più le stagioni di una volta. Sì, probabilmente sì, almeno per quanto riguarda un'accelerazione che c'è stata negli ultimi 50 anni. Non sto parlando della differenza rispetto alla piccola era glaciale che si è vissuta tra il 1500 e il 1800 in Friuli, quando avevamo, diciamo, inverni molto freddi e faceva decisamente freddo, per cui magari la situazione era di un'atmosfera più fredda generalmente. Adesso diciamo da questa situazione stiamo, oltre che usciti, stiamo un po' accelerando, quindi se si vede il trend delle temperature negli ultimi 20-30 anni è decisamente in aumento rispetto a quello che c'era prima e lo ha fatto con un'accelerazione che noi nei nostri dati, abbiamo 20 anni di dati ora per ora praticamente della Regione adesso come bagaglio diciamo, scientifico che la Regione ha, li confrontiamo con quelli di 50 e 100 anni fa e vediamo che c'è un'anomalia notevole dal punto di vista delle temperature. Ormai trovare... Tutti potremmo... cambiamenti climatici, trovare potremmo aprire... No? Trovare adesso un giorno di ghiaccio, cioè un giorno con una temperatura sotto zero, che una volta era frequente, adesso diventa una rarità. Succede forse una volta ogni 5 anni, una volta succedeva praticamente sempre. Abbiamo al telefono, credo, sia il dottor Tosoni? Sì, ecco, il dottor Dario Tosoni che è un geologo, Roberto lo conosce bene, è esperto delle nostre prealpi carniche. Ecco, dottor Tosoni, volevamo un po' capire com'è la situazione dei nostri fiumi, perché abbiamo visto insomma quello che è successo in questi giorni nella destra tagliamento, che comunque è una zona che ha spesso purtroppo questo tipo di problemi. Ecco, magari se lei ci illustra. La situazione è un problema comune a molte parti d'Italia, insomma, ed è un fenomeno difficile da descrivere in maniera semplice, perché la vulnerabilità delle nostre città, dei nostri paesi agli eventi meteorologici che capitano periodicamente è legato ad un concorso di fattori. Da un lato abbiamo il verificarsi di fenomeni meteorologici molto intensi, quindi abbiamo delle piogge estremamente intense in periodi di tempo molto limitati. Le faccio un esempio:
Nel caso dell'alluvione del 29 agosto 2003 sono accaduti ben 350 mm di pioggia in 3 ore, quindi lei capisce che con dei fenomeni meteorologici così intensi è chiaro che la rete idrica entra forzatamente in tilt e quindi non riesce a smaltire le acque che raggiungono il suolo, insomma. Ma questi fenomeni qui, che vengono definiti eccezionali, in realtà non lo sono, perché si ripetono periodicamente. Sì, ce lo diceva il nostro per esempio l'anno scorso c'è stato un altro evento ragguardevole che ha interessato soprattutto il Veneto, ma anche da noi in Friuli ha provocato molti danni, insomma. Ad esempio ad Aviano tra il 31 ottobre del 2010, giusto per fare un esempio, e il 2 di novembre del 2010 la pioggia accumulata è stata di ben 685 mm di pioggia. Ricordo che 1 millimetro di pioggia equivale ad un litro, insomma, per metro quadrato, quindi giusto per rendere l'idea di che cosa si tratta. Quindi questo è il primo fattore. Abbiamo eventi meteorologici molto intensi diradati nel tempo, quindi le precipitazioni, anziché essere distribuite lungo tutto l'anno, si concentrano in questi eventi meteorologici che mandano in crisi il reticolo idrografico. Dall'altra abbiamo la continua erosione di suolo libero da parte dell'edificato, da parte di edifici, di nuove infrastrutture che l'uomo realizza, e quindi ovviamente queste hanno la funzione, hanno l'inconveniente di impermeabilizzare il suolo e quindi aumentare e amplificare l'effetto di piena, in quanto l'acqua che raggiunge le porzioni di suolo occupate da edificato è acqua che viene rapidamente convogliata nelle aste di drenaggio e poi alla fine nei fiumi, e quindi arriva subito ad aumentare la portata dei fiumi, insomma, cosa che invece non succedeva prima, quando prima comunque è chiaro che succede. Diciamo magari non succedeva nelle aree così metropolitane, perché non c'era proprio le costruzioni. Le metropolitane sono aree completamente impermeabili, salvo rare eccezioni. Poi c'è anche la questione della distribuzione particellare delle abitazioni, insomma. Poi quindi appunto questo è un fattore fondamentale che concorre ovviamente ad aumentare la nostra vulnerabilità. Dall'altro abbiamo anche fattori tipo per esempio io mi riferisco soprattutto ai rii secondari che normalmente non sono, in cui normalmente non si ha deflusso d'acqua. Questi hanno delle portate periodiche, sono periodicamente invasi dalle acque, quindi la gente ha tendenza ad occupare progressivamente le aree di pertinenza di questi rii, questi piccoli rii secondari che poi ovviamente quando piove molto si ricordano di essere un'asta di drenaggio e portano a valle enormi quantità d'acqua, insomma. Se si può individuare, non so, dei fiumi, dei corsi d'acqua più critici. Dei tratti più critici. Ci sono, il tratto critico è quello a monte di Barcis, per entrare nello specifico della nostra realtà, in cui abbiamo un fenomeno di sovralluvionamento. Cioè, cosa vuol dire? Abbiamo un progressivo deposito di materiale detritico trasportato dal torrente Cellina, e quindi questo dovuta alla presenza del lago di Barcis, del lago artificiale, che è segna un livello di base, insomma, rispetto al quale il profilo del fiume si riequilibra, insomma. È come se fosse un mare, insomma. Cioè, nel senso che rappresenta un livello al di sotto del quale l'erosione non può procedere, ma nel contempo è anche un livello di deposizione, insomma. Quindi quando si ha
grandi quantità di materiale trasportato da parte del fiume, nel nostro caso il Cellino. È chiaro che questo materiale raggiunge il bacino e lo colma progressivamente. Certo. Però voglio dire, in questo caso non è solo una ragione legata agli interventi umani, ma è anche legata alla situazione geologica. Certo. Cioè, nel senso che abbiamo, per esempio, in Valcellina affiorano molte rocce dolomitiche, che sono rocce a comportamento fragile, quindi tendono a fratturarsi e quindi a produrre grandi quantità di detrito che poi vengono prelevati dal torrente Cellina. Sì. Dottor Tosoni, giusto Sì. 2 parole, perché poi dopo abbiamo una pubblicità. Il tagliamento invece, perché fa sempre tanta paura anche il tagliamento. Sì, il tagliamento fa molta paura perché da un lato ha un bacino idrografico del tagliamento è enorme, insomma, perché bisogna considerare il bacino che gli è proprio più il bacino del torrente Fella, quindi è enorme. Quindi questo è il primo fattore. Poi il secondo è il fatto che ha il regime, cioè la portata del tagliamento. Il tagliamento è un regime torrentizio, cioè ha delle portate che variano enormemente, insomma, e dipendono molto dalle precipitazioni. Infatti normalmente l'acqua è confinata in canali che formano delle sinuosità che serpeggiano nella pianura. Invece in occasione delle piene tutta l'area golenale è invasa dalle acque. Perfetto. Quindi questo. Poi c'è l'aspetto che nella bassa pianura c'è appunto la Tisana, ci sono altri paesi, insomma altre città, e in quella zona lì il tagliamento è pensile, quindi Sì. l'alveo del tagliamento è vero. Cioè il fondo del letto del tagliamento è di un'altezza superiore rispetto alla pianura circostante. Questo comunque è un fenomeno naturale, che però è accentuato dalle arginature, insomma. Perfetto. Dottor Tosoni, noi la ringraziamo per il suo intervento, è stato così gentile Sì. da concederci il suo tempo. La salutiamo e agli amici da casa diciamo che c'è pubblicità e poi torniamo per le nostre conclusioni. Rieccoci insieme, ultima parte, traiamo un po' anche le conclusioni. Si parlava del tagliamento, Roberto. Del tagliamento. Il tagliamento è uno dei migliori fiumi al mondo proprio per qualità, però anch'esso ha subito delle oppressioni, diciamo così, dall'uomo, e quindi è studiato per rinaturalizzare i corsi che hanno subito danni più gravi, ma anche lui ne ha subiti, e questo lo possiamo vedere in alcune slide che vedremo dopo. Quindi il tagliamento ha bisogno di ritornare ad essere largo come era. Ecco, nella traccia sopra si vede il corso d'acqua di 100 anni fa, in cui c'è una striscia blu, che è il livello con piene modeste, insomma. Invece in verde subito sopra una grossa piena, e si vede che la piena si estendeva su vaste superfici. Rispetto a quello che succede adesso, che il letto si è infossato a causa appunto degli eccessi di prelievi di ghiaia e delle dighe a monte. Ecco quindi che l'acqua non ha più modo di espandersi su una vasta superficie, ha una maggiore altezza, quindi corre di più, ha maggiore capacità di erosione e quindi influisce di più anche sui manufatti vecchi preesistenti. Ecco, adesso potremmo andare a vedere le immagini, ecco qua, che dicono che più alta è la profondità, maggiore è l'effetto di erosione per l'energia disponibile, perché non c'è l'attrito sul fondo che si ha quando il letto è molto largo. Adesso possiamo arrivare all'immagine delle cartine del tagliamento. Ecco, queste sono due immagini, una di inizio 800, vecchia ma ben dettagliata dall'esercito austriaco, e l'attuale fotografia aerea del tagliamento all'altezza di Spilimbergo, subito sotto Spilimbergo. Ecco, le frecce blu indicano due aree corrispondenti, e vedete che nel 1800 il tagliamento arrivava proprio fino sotto Spilimbergo, cioè adesso c'è tutta una fascia
che viene mantenuta coltivabile per effetto di due sbarramenti posti discretamente a nord, ma a valle del ponte di Pinzano. Ecco quindi che l'acqua non ha modo di occupare la golena e quindi ha maggiore velocità quando anche insomma, il tagliamento piove. In piena è spaventoso. È spaventoso, ma il suo letto vecchio era proprio un adeguamento a questa forza che l'uomo invece... Ecco, questa per vedere meglio, Spilimbergo lo si vede proprio vicinissimo al corso d'acqua, sì. Cosa che adesso non è. Lo si può vedere anche nella successiva immagine, ecco, quello è il vecchio Spilimbergo, adesso praticamente tutto edificato fino al torrente Cosa, che è sulla sinistra. Quello è il torrente Cosa, molto più largo di quanto è adesso, che ha subito anche lui tutti i danni di cui parlavamo. Adesso ritroveremo intorno al Cosa una serie di zone industriali artigianali. Il tagliamento sulla destra lo vedete con le sue aree golenali proprio sotto la scarpata. Questo è il 1918, è una fotografia fatta nel 1918, quindi grandissima urbanizzazione, deviazione dell'alveo per poterne sfruttare a fini agricoli, urbanizzazione. Dovremo cercare di intervenire non accentuando quello che c'è perlomeno e cercando invece se possibile di rinaturalizzare dove c'è necessità. Marcellino, voi avete fatto, l'Osmer, uno studio sulle piogge? Sì, abbiamo fatto un po' di studio sulle piogge nel bacino del tagliamento. Ricordiamoci, noi ci occupiamo solo di pioggia e non del fiume, quindi il nostro mestiere è la pioggia. Dal punto di vista della piovosità, usando le stazioni vecchie dell'idrografico, anche tornando indietro di 80-100 anni, e usando anche quelle attuali. Come si riferiva alle foto, no? Che abbiamo appena visto. Sì, abbiamo constatato che in realtà per piene eccezionali del tagliamento e quindi quelle che poi possono essere anche pericolose, in realtà non serve che piova un mese o una settimana, bastano 24 ore di pioggia forte ad arrivare a valori, diciamo, che poi possono essere pericolosi. Quantitativi medi di acqua di 200 mm distribuiti su tutto il bacino del tagliamento, che è quasi 2500 km, quindi è molto vasto, poi possono provocare quello che è successo 65-66. Quindi abbiamo visto che non conta tanto 4-5 giorni di pioggia, ma la concentrazione delle piogge nelle 24 ore, a volte anche meno. Anche in questo caso, come nel caso di pochi giorni fa, lì probabilmente le piogge più concentrate in 10-12 ore sono quelli che hanno procurato più problemi rispetto al quantitativo poi giornaliero, che tutto sommato è stato sì alto ma non eccezionalmente alto. Quindi è la pioggia concentrata nelle ore che provoca poi di solito delle ripercussioni più importanti rispetto al quantitativo totale giornaliero. Non possono approfittare per chiedere le previsioni? Certo. Approfitto? Sì, visto anche che abbiamo un quasi weekend col ponte o qualcuno riuscirà a farlo, diciamo che il tempo è tranquillo, stabile, finalmente, sicuramente fino al 2 novembre, quindi prevalenza di sole anche in montagna, dove ci saranno giornate stupende con temperature gradevoli anche in pianura. Abbiamo già 20 gradi oggi, li avremo anche nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la notte, un po' di rischio di qualche nebbia in pianura ci sta, d'altronde è stagione, senza venti significativi. Questa potrà formarsi durante la notte, ma poi di giorno scompare, quindi tempo buono fino lì. È possibile che dopo il 3 novembre tornino le piogge, ma quando si è visto un 4 novembre senza pioggia? È raro. È vero. Pizzuti, tornando un attimino, diciamo così, alla parte un po' più politica, che cos'è che voi chiedete anche alla Regione Friuli Venezia Giulia? Quindi chiediamo alla Regione che assieme al piano regionale della qualità delle acque proceda la riqualificazione dei corsi d'acqua, che vengano considerati nella loro complessità, quindi non solo come dei luoghi di transito dell'acqua, quindi come un insieme di superfici per tutelare dalle alluvioni, ma anche tutelare le specie vegetali e animali che vi vivono. Quindi il demanio regionale deve essere gestito con questi criteri e non deve essere affidato semplicemente a un servizio che valuta dal punto di vista strettamente idraulico e temporaneo. Quindi chiediamo anche un intervento sulle estrazioni di inerti, perché molto spesso sono le necessità di ghiaia che fanno intervenire sui corsi d'acqua, e la terza corsia purtroppo andrà a incidere su questo, piuttosto che delle disponibilità. Qua ci sarebbe da ricominciare una trasmissione, perché la montagna è un ragionamento, la pianura è un altro. In montagna c'è ghiaia,
nel lago di Barcis non ne parliamo, ma a valle in pianura no, dove si andrebbe ad intervenire. E quindi chiediamo attenzione, chiediamo che gli uffici vengano dotati delle persone idonee a fare queste valutazioni. Non bastano purtroppo dei geometri come quello che è stato, credo sia ancora agli arresti per questioni di tangenti sull'estrazione di inerti nel Cellina o Meduna. Ecco, chiediamo che ci sia quindi idraulici competenti e con una mentalità aperta, quindi non semplicemente un ingegnere che fa i calcoli ma capisce la realtà morfologica del territorio, più un idrologo che un semplice idraulico. E queste cose purtroppo vanno in conflitto con le esigenze di dover arraffare risorse naturali e quindi mettere in secondo piano, facendo passare tante manutenzioni, cioè tante operazioni di estrazione di ghiaia come manutenzioni, che in tanti casi ho visto non lo sono. Non sono così. Beh, fin qui dove arriva l'uomo, poi il resto per la pioggia qua no. Affidiamo a voi. Però, se posso dirne ancora una, l'intervento sulla riduzione di emissioni di gas a effetto serra, quindi ridurre le combustioni, provvedere all'isolamento delle case, provvedere all'efficienza dei motori, di tutto quello che comporta emissioni, deve essere messo in pratica, non ci devono essere ostacoli che invece continuamente a livello globale ma anche locale devono essere messi in pratica. Per il resto fino al 2 novembre possiamo dormire tranquilli, col sole e col caldo. Sì, beh, di notte non farà poi così caldo, però di giorno sì. Se è così, sì, noi siamo tutti contenti. Quindi vi auguriamo anche un buon weekend, grazie alle previsioni di Marcellino Salvador. Saluti tutti i suoi colleghi, siete tutti davvero molto gentili, all'Osmer e all'Arpa. Io saluto anche Roberto Pizzutti, sempre molto cortese con noi di Meridiana. L'appuntamento è per lunedì, dunque buon weekend al sole.